runner appassionati della Lega Calcio 8, benvenuti all'Atletico 2000, nona giornata di Serie A2 San Roberto De Marinos contro Romania. Romania che attacca adesso centralmente, potrebbe liberare il sinistro, lo fa! Calcio d'angolo. Balint scambia con il compagno, ancora Balint, viene toccato e sarà calcio di punizione. Proverà ad andare col mancino. Il tiro e la rete dell'1-0 da parte di Balint. Tocca il pallone all'indietro, perde però la sfera San Roberto De Marinos che prova ad andare adesso con Conti col diagonale, 1-1 del San Roberto De Marinos. Manovra il valore a centrocampo, lo scambio di Conti con il compagno che salta l'avversario, può metterla in mezzo, lo fa, la palla arriva a Iavarone che stappa il petto, Iavarone esplode il sinistro, 2-1, sorpasso della squadra in maglia blu con Iavarone. Lancio lungo a cercare il bello scambio della squadra romena, poi la palla messa al centro, Porcelli risponde, dice di no. Il lancio lungo a cercare, buca difensivamente adesso il San Roberto De Marinos, poi Balint col diagonale fuori. Rimessa laterale, palla messa al centro che giunge al grandissimo gol di Shelarou che gira al volo del 2-2. Calcio di punizione, proverà adesso col destro. Si spegne di tanto al lato della porta difesa dal portiere della Romania e su questa occasione termina il match. San Roberto De Marinos 2, Romania 2. Abbiamo fatto meglio quello che possiamo dare. È stata un po' di discussione, però questo è finito lì sul campo, niente di che. La squadra si è comportata bene, squadra nostra, anche squadra avversa, loro. Noi abbiamo avuto occasioni un po' di più, diciamo, però il calcio è così, non possiamo fare nulla. Un pari che ci aveva un po' stretto, eravamo in vantaggio fino all'ultimo minuto praticamente, una palla messa a mezzo, data la punta loro, è entrata e a mio avviso ci siamo difesi troppo alla fine, dovevamo stare un po' più alti, è andata così.